Giosuè acclamò i figli di Ruben, di Gad e Mige, tribù di Manasse, e ordisse: «Aveis fatto tutto ciò che Mosè, servo del Signore, us ha ordinato. Aveis ascoltato la mia voce, ogni viaggio che io us ho dato un ordine. Non aveis abbandonato i vostri fratelli di un gruppo di anni. Finite in Dio, crin di mettere in pratica il comandamento del Signore vostro Dio. Come il Signore vostro Dio ora dato ai vostri fratelli la pace che ora aveva promettuta. Tornai allora te vostri tendis, te terre che us è state dinistate e che Mosè, famei dal Signore, us ha date di là dal Giordano. Una roba sola, vi ho detto di mettere in pratica il comandamento e la legge che Mosè, famei dal Signore, us ha ordinato di volere. Bene al Signore vostro Dio, di là sempre per sue strade, di mettere in pratica i suoi comandamenti, di stare a casa a Lui, di stare sotto con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima. Giosuè io benedì e io lasciò partire e loro sinderlan all'is loro tendis. Mosè gli aveva dato a Miege, tribù di Manasse, un tocco in basso, e che altre Miege Giosuè gli un altro tocco frammento dai suoi fratelli sulla riva monte del Giordano. Biel che io mandava in Daur tes lor tendis, Giosuè io benedì e io disse: o tornai ste vostri tendis con grandi ricci, con tanto bestiame che voleis chiamare un ardito di aur, di bronzo, di fier e con tutto disordine di muntra. Divideis fra fratelli ciò che aveis portato via ai vostri nemici.